Un buon pomeriggio a tutti amici appassionati di calcio dilettantistico, siamo al Salvatore Favazza di Terrasini per commentare la sfida tra Partinica Audace e Parmonval, match valido per la 16ª giornata del girone A di promozione siciliana. Le squadre sono già schierate sul terreno di gioco, un match importantissimo, da una parte i neroverdi reduci da un successo per 0-2 sul campo della Giardinellese, mentre la Parmonval ha vinto in scioltezza, precisamente 6-2 contro il Casteltermini. E quindi, se il Partinica Audace vuole ambire realmente ai playoff, deve passare da un avversario molto importante come la Parmonval, terna arbitrale affidata al signor Cergui della sezione di Marsala, poi Benici e Miliotto gli assistenti della sezione di Agrigento. È iniziata adesso Partinica Audace Parmonval, ma no, il direttore di gara ha corretto qualcosa. È iniziata adesso ufficialmente Partinica Audace Parmonval con i biancazzurri in possesso di palla, guadagnato subito un calcio d'angolo per iniziare. Andranno a fare una battuta a due. C'è pure Sami in appoggio. Partinica Audace subito che si schiera nella sua area a protezione di questo calcio d'angolo. Prova infatti uno schema, la gioca ad uscire Sami, il cross in mezzo per Colley. Cascione aveva provato l'uscita, poi Cardinale dal limite, la gioca corta, subito in proiezione offensiva la Parmonval, fischiato un calcio di punizione ai danni del Partinica Audace. Anzi no, ha sbagliato braccio il direttore di gara e alla fine l'ha fischiato in attacco il calcio di punizione, ma fa bene la Parmonval a protestare, perché comunque il direttore di gara col segno del braccio ha segnato tutt'altra cosa. Questo è un errore un po' grave. Gioca Miri con Fili, Discuso e Maranzano nel pacchetto arretrato, poi Pulizzi, Longo ed Amico a centrocampo per il Partinica Audace. Un inizio un po' contratto dei ragazzi di Abenante. Questa palla deve essere assolutamente di Cascione, che non perde tempo nel cercare De Luca, ma sembra essere al di là. Infatti il guardalinee lo pesca in fuorigioco. Sembra giusta la decisione. La gioca Tarantino questa palla, portiere di esperienza, casa Parmonval. Cercato subito Cariotto, quindi da una punta all'altra i due portieri. Sarà una bella sfida quella tra De Luca e Cariotto, due giocatori che sicuramente in eccellenza sono dei giocatori importanti, ma in promozione sono un vero e proprio lusso. Infatti il Piana prima e la Parmonval poi stanno godendo delle prestazioni sportive di un giocatore come Cariotto. La palla è arrivata nuovamente ad Agostino De Luca, che deve fare a sportellate con Cardinale, altro acquisto della Parmonval in questo mercato invernale, arrivato dal Casteldaccia dopo una prima parte di stagione poco positiva, poco brillante per l'attuale numero 2 biancazzurra. Intanto prova a ripartire la Parmonval con Sami El Amraoui, ma Fili interrompe la ripartenza dell'ex Mazzara, che mister Abenante conosce. I due hanno condiviso l'inizio di stagione proprio nella società canarina. Adesso si trovano da avversari, uno nella panchina neroverde, l'altro in attacco della Parmonval. Poi ha provato ad andare subito in verticale Rappa, uno dei giocatori con più gol nella formazione palermitana, 5 per la precisione in campionato. Costruisce con una linea 4 pura il Partinica Audace, però è chiaro che ancora le misure non sono state trovate, fraseggia poco la squadra di Abenante, quindi
la Parmonval sembra avere più il predominio, ma siamo solamente ai primi giri d'orologio. Tanto rischia qualcosa il Partinica Audace, alla fine fischiato calcio di punizione. Sarà fondamentale capire il lavoro del tandem offensivo composto da Butera ed Agostino De Luca. I due già hanno fatto un po' di fatica contro la Giardinellese, come tutta la formazione partenicese. Adesso proprio Gabriele Butera ha provato a recuperare alto questo pallone, poi ha alzato un campanile d'amico. Maranzano ci ha messo il piede nel modo giusto, guadagna anche rimessa laterale. Maranzano va a cercare subito De Luca, il movimento per Butera, i due provano a lavorare insieme, sembrava esserci stato un tocco con il braccio, infatti Butera e De Luca glielo vanno a dire al direttore di gara, ma per il signor Cergui non c'è nulla. Rimessa laterale, comincia ad attaccare il Partinica Audace, ha cercato D'Amico, la palla arriva De Luca, la sblocca Agostino De Luca con una rovesciata, fa 1-0 Partinica Audace e va subito a prendersi l'applauso del suo pubblico ed è 1-0, cambia subito il parziale. Alfavazza è stato preso per questo motivo. Un gol che solo un giocatore come lui può fare. Ha iniziato meglio la Parmonval, ma il Partinica Audace è già avanti. 1-0, secondo gol in campionato per Agostino De Luca. Adesso confronto tra mister Abenante e il direttore di gara. C'è da capire se è una semplice spiegazione su qualcosa. Invece riprende, ma qualcosa non è andato. È la seconda volta già nel giro di 6 minuti che il direttore di gara è obbligato a ripetere la battuta. Alza il pallone, rappa in modo impreciso. Adesso il Partinica Audace deve farsi guidare da questo gol di De Luca. Che ha firmato la seconda rete nero-verde. Tanto arrivano anche le prime indicazioni di mister Mutolo per la sua difesa. Chiaramente per la Parma non sarà facile contenere due totem della categoria come De Luca e Butera, che continuano a lavorare bene insieme, e allora alza la pressione la formazione Benante anche con Daniel Longo, rientrato dopo il turno di squalifica scontato a Giardinello. Occhio a questa palla, Filì deve colpirla bene di testa, ma rischi di fare un assist a Cariotto. Cascione mette tutto al sicuro, Filì si è preso un rischio. Scardina si abbassa a lavorare pure da quinto, poi Viscuso va direttamente a cercare De Luca sul filo del fuorigioco, sembra regolare, e allora De Luca può accendersi, ma lo chiude in grande stile il difensore della Parmonval. Poi sbaglia il passaggio Mancuso, subito aggressivo il Partinica Audace, cercare Butera in rimessa. D'Amico, anche se solitamente non è lui l'indiziato a batterle, invece se ne incarica Maranzano anche nel lato opposto. Ormai è riconosciuta la sua qualità nel servire i compagni in aria con le mani. Parte Maranzano a cercare direttamente De Luca, la palla sbatte dentro l'area piccola, la Parma non va da spesa, ha cercato subito Cariotto, lo gestisce Filì mettendo la palla fuori. Sami, lotta Pulizzi, ancora duello tra due fantasisti, poi Pulizzi, saltato un uomo, prova ad accendersi, Longo, una zona nevralgica di grande qualità, chiede scusa Longo, apertura imprecisa del numero 8 che chiede subito scusa ai compagni, ci può stare.
Pressione di Butera, gestione di palla della Parmonval. Maranzano intercetta la sfera, deve andare a lavorare Pulizzi, la prende Sami, poi D'Amico fa quello per cui è stato schierato, recuperare palloni e allora verticalizzazione illuminante per Scardina che per un attimo sembrava aver fregato anche l'uscita a Tarantino, bastava veramente un dettaglio. Poi grande lavoro anche senza palla di Longo, ma la Parmonval si affaccia comunque in avanti. Amiri contro Sami, fuori gioco segnalato dal guardalinee con un po' di ritardo, c'è da dire. Pronto Viscuso, andrà a battere lui questa punizione, quest'ultima decisiva contro la Giardinellese, anche se lì ci fu più un regalo del portiere che altro. D'Amico, pressato da Sami, perde un po' di tempo il Partinico Audace, ma la rimessa è nero-verde. È chiaro che D'Amico ha bisogno di più tempo, non è quel classico centrocampista che gioca con due tocchi. Alla fine la rimessa viene data alla Parmonval, il direttore di gara è un po' indeciso sulle scelte, dice una cosa e alla fine se ne fa un'altra. È già successo con la punizione, prima data alla Parmonval e poi data al Partinico. E l'Amraoui allontana il pericolo Filì, forse la palla è buona per De Luca, infatti la trattiene, serve Butera. Infatti De Luca non è d'accordo col direttore di gara. Ha cerchiato il direttore di gara. Calma ragazzi, si spiegano il direttore di gara e De Luca. Sei un coglione, arbitro! È chiaro che era una situazione importante. Confronti accesi. Sei un buffone, sei un buffone! Comunque è punizione Parmonval, quindi Rappa sul punto di battuta. Vattene a casa, vattene, buffone! Capitano di grande esperienza, la squadra biancazzurra. Fili ribatte. Pulizzi, quasi il pallone arriva al momento a De Luca. Poi ripulisce l'azione, il centrocampo della Parmonval. Sami prova a verticalizzare, Fili prova a scambiare con Maranzano, senza paura il Partinico Audace e Maranzano lavora bene prendendosi questo fallo. È chiaro che il match si sta un po' innervosendo, siamo solo al 12esimo. Hai la visione contorta oggi, cornuto! Fili perde un po' di tempo, va a cercare De Luca, se ne porta addosso due. Butera allarga bene per Maranzano sul secondo palo, visto Longo, servito Longo, Scardina controlla, va sul destro, ancora Scardina, insiste e poi arriva la genialità di Viscuso, che ha pensato bene di ripetere il gol con la Giardinellese da lontano, ma era meglio giocarlo questo pallone. Si riparte dal rinvio di Tarantino, che va a cercare subito le punte. D'Amico il colpo di testa, poi il Partinico Audace prova a ripartire, si alza De Luca in pressione, la Parmonval spazza la palla e quindi rimessa laterale in zona d'attacco per i ragazzi di Abenante. Pronto Riccardo Maranzano,
cercare D'Amico, si è dovuto confrontare con ben due avversari. I giocatori del Partinico volevano un calcio d'angolo, il direttore di gara voleva e ha dato rimessa dal fondo. Chiama la pressione, tecnico nero-verde, poi Amiri forse un po' lezioso e allora Longo torna all'indietro fino a Cascione, ma Viscuso preferisce metterci il piede. Una squadra molto aggressiva, anche la Parmonval, poi Cascione, bravo nell'uscita, stava arrivando Cardinale. Parmonval si affida molto ai suoi quinti. Fili, Pulizzi, pressione forte di Cariotto, la rimessa del Partinico Audace. Maranzano, il colpo di testa di Rappa, insiste Mutolo, poi spazza il pallone Cardinale, Amiri allontana di testa. È una partita in cui le seconde palle sono fondamentali perché vediamo sempre da entrambe le parti molti lanci verticali e poi o su una sponda dell'attaccante o sulla ribattuta del difensore si deve andare a fare il meglio possibile. Poi si arrabbia molto Longo per questa chiamata del direttore di gara, infatti arriva anche il cartellino giallo per Daniel Longo. Tanto il direttore di gara e il guardalinee non si sono capiti, a quanto pare era stata alzata la bandierina. Diciamo che anche oggi avevo di fronte a una terna arbitrale un po' confusa, possiamo dire così. Quindi a quanto pare il giallo a Longo non va, adesso capiremo meglio. Sicuramente non fa bene alla partita questo tipo di confusione. Però per il momento sembra che la Parmonval la punizione la batterà. E allora ci capiamo sempre di meno. Rimessa, quindi il guardalinee gli aveva segnalato che la palla era uscita e quindi il fallo non vale. Sami, palla all'indietro, c'è da stare molto attenti a far arrivare certi palloni a Cariotto, ma Longo quasi fa ripartire i suoi. Partinico Audace che continua a non trovare la solita fluidità. Viscuso deve proteggere, gliela butta addosso Viscuso, di grande esperienza, l'ex Messina. Si andrà alla rimessa dal fondo, se ne occupa chiaramente Antonio Cascione, che oggi trova da avversario ritrova da avversario Cardinale. Entrambi hanno condiviso un'esperienza a Casteldacci. La gioca corta l'ex Aspra, Viscuso va a lungo a cercare De Luca, deve trovare la trama giusta, la formazione nero-verde. Per il momento la Parmonval sembra occupare meglio il campo, chiude D'Amico, credo abbia fischiato rimessa laterale per la Parma, anzi punizione. Mamma mia quanto è difficile capire le scelte del direttore di gara oggi. Pronto a battere questo calcio di punizione Rappa. Va col destro a cercare Mutolo, poi tocca all'indietro di Collei, pressa alto Longo insieme a Butera, Tarantino va a lungo a cercare Rappa, chiude Viscuso, De Luca, Butera, non si capisce con Agostino De Luca,
poi D'Amico mette lo zampino giusto e c'è la ripartenza velocissima del Partinico Audace. Il cross di D'Amico per un attimo sembrava essere buono, poi ci mette il petto la Rizza. Fuori gioco il 20! Sami non riesce a tenerla in campo. Sami El Amraoui. E allora giro palla tra Miri e Fili. Tocca all'indietro, Cascione, apertura per Fili, la pressione alta della Parmonval, non spaventa il Partinico Audace. Pulizzi la fa scorrere troppo però. Poi D'Amico, Maranzano, Butera, protegge d'esperienza, può lavorare con un tocco a Pulizzi. Sempre Pulizzi a sradicare palloni, la Parmonval rimane in proiezione offensiva. Carioto, tocco quasi a memoria per Sami, la legge Cascione, la palla uscita. Pronto Cascione, Fili, riceve Miri, c'ha Viscuso come soluzione, preferisce andare avanti, il capitano Partinico Audace verticalizzare per Butera, movimento non perfetto dell'11. Colpo di testa di D'Amico, protegge Pulizzi, fa valere il fisico e apre da Longo, Scardina, può andare con l'1 contro 1, Butera, zona tiro, c'era De Luca al secondo palo, il tiro sul fondo di Gabriele Butera, la palla è andata molto molto lontano. Subito in pressione i due attaccanti del Partinico Audace. Colpo di testa di Amiri, ha provato a coordinarsi Longo, poi D'Amico non gli riesce nessuna delle due giocate e allora deve andare a chiudere Viscuso su questa iniziativa di Sami. Bravissimo il 2 che poi si rialza, va a proteggere, si prende anche fallo, è caduto nella trappa Coley, è stato bravissimo Viscuso, un giocatore del suo calibro, è sempre pronto a leggere queste situazioni. Fili, Maranzano a cercare uno dei due attaccanti, chiede scusa De Luca che non aveva preso la posizione. Occhio al lancio per Carioto, uscita nella via di mezzo di Cascione, è il primo tiro pericoloso del 9 biancazzurro, per fortuna del Partinico Audace termina fuori. È chiaro che ha rischiato tantissimo qui la formazione nero-verde. Cascione a cercare Butera, salta ma non coi tempi giusti, poi Viscuso fa sentire il fisico a Sami che torna indietro. Viscuso ancora, Sami raccoglie, scambi veloci dalla parte mancina del campo per la Parmonval, poi Rappa apre il gioco, Cardinale può andare all'1 contro 1 con Maranzano, ancora Cardinale, occhio perché è un esterno puro offensivo, non è un quinto, diciamo che si può adattare ma ha più doti offensive. Quindi si andrà dalla bandierina, solita battuta a 2, una partita chiaramente di sofferenza per il Partinico Audace questa, quando ci si confronta con compagini di questo livello come la Parmonval. Intanto De Luca senza rischiare nulla rimette il pallone da dove è venuto, ovvero alla bandierina per la Parmonval. Stavolta andrà Sami diretto a cercare questa palla sul secondo palo,
dove c'era Carioto. Protegge come può Filì. Ancora il 6 caricato da 2 avversari. E infatti il direttore di gara dice che è fallo. Però la cosa che incuriosisce è il fatto che non è arrivato nessun fischio. A prescindere c'è un fallo. Confronto tra Mutolo rimessa laterale battuta da Viscuso, chiude Colley, altro giocatore che in questo match ha vestito la maglia del Mazzara. Viscuso, cercato De Luca che la prende di testa, poi Butera si prende un fallo e qui è uscita un po' pericolosa di Colley che ha da fare fallo da dietro a Butera. Voleva giocarla subito Agostino De Luca, poi quelli della Parmaval giustamente si sono messi davanti, hanno fatto anche il loro gioco e quindi la punizione verrà battuta regolarmente con il fischio del direttore di gara. Sul punto di battuta c'è Viscuso. Vediamo se ci sorprenderà ancora l'ex San Vito, uno dei tanti colpi di questo mercato invernale. Pronto ad andare con il destro Viscuso a cercare Butera. Vuole raccogliere questo pallone De Luca dal limite, lo protegge però, non gli lascia scampo a Cardinale e quindi rimessa laterale per la formazione nero-verde. Maranzano a cercare D'Amico, sponda ancora per De Luca, stavolta però la palla finisce sopra la traversa ad un passo dalla doppietta. Agostino De Luca. Sarebbero stati 3 in 3 partite, ma c'è ancora tempo, siamo solo alla metà del primo tempo. Minuto 26 sul cronometro. Tarantino aspetta che i suoi compagni prendano le posizioni migliori per andare al rinvio lungo. Parma è una squadra che non si affida molto alla costruzione dal basso. Amiri l'ha messa fuori dall'impianto sportivo e rimessa in favore della formazione biancazzurra. Con lei Rappa tocca all'indietro, esce impressione Longo, colpo di testa di Filì, zoppica Daniel Longo, ha avuto un problema. Numero 8 dopo l'ultimo contrasto. Rappa pensa addirittura alla conclusione, deviata, la palla arriva a Cardinale, non controlla benissimo il 2, alla fine riesce a tornare indietro da Mutolo, sbaglia anche lui e poi D'Amico controlla, verticalizza come può per De Luca che si prende un bel pugno nello stomaco. Fallo netto ai danni di De Luca, non ravvisato dal direttore di gara. E allora El Amraoui prova ad andare, sgambettato da Amiri fuori dall'area, chiude Amiri ma De Luca è a terra e quindi richiesto. Cornuto continua così che la Serie A non te la toglie nessuno. Cornuto, sei venduto, sei. La Serie A nessuno te la toglie. Cornuto. C'era fallo su De Luca. Invece adesso il Partinico Audace si ritrova a subire un calcio d'angolo. Richiesto anche l'intervento della panchina. La Parma voleva giocare all'angolo quando l'arbitro ha dato l'altra parte del campo. Zappa, ma in pensione, Zappa!
C'andando da letto per ti giocare a carino, ancora strumentino. A questa categoria sì. Oh, non c'era, andiamo para oggi, per il buffone. Andrà al corner Sami, si mette Butera al suo posto e infatti lavora bene contropiede del Partinica Audace, ma De Luca non viene fatto entrare e allora Scardina accelera, la palla è dentro, Scardina ne salta 2, quasi 3 e fa fallo in attacco purtroppo. Adesso De Luca può entrare, ma forse è stata un po' ritardata causa contropiede. Ha intercettato Guastella da Polizzi, allora le due squadre si allungano, altro ribaltamento di fronte, pescato in fuorigioco con lei. Scocca adesso la prima mezz'ora di gioco. Porta palla Viscuso, finta di andare al lancio. Ancora Viscuso, servito Scardina, tutte e due hanno segnato contro la Giardinellese, hanno portato 3 punti fondamentali. Butera intercettato, pressa alto Longo, con lei il Partinico aggredisce e guadagna tempo di rientrare perché la Parmonval andrà a battere questo calcio di punizione. Subito impressione forte De Luca. La Parmonval alla fine va lungo a cercare Sami, molto male qui Viscuso, però il guardalinee ha segnato qualcosa come fuorigioco. Ai danni di Sami. Viscuso, D'Amico, Viscuso, cercare Scardina, colle di testa, poi ancora Longo, un po' di situazioni confuse a centrocampo, fallo da parte di Daniel Longo, ricordiamo essere ammonito, però non sembrava così in ritardo Longo. Giro palla Parmonval con Larizza, va profondo a cercare Fili, dimenticandosi che è un suo avversario. Tanto Polizzi, pallonata in prima volta a Cardinale e quindi gioco che va fermato per precauzione nei confronti del ragazzo finito a terra. Piero, invece poi entra anche un componente dello staff della Parmonval. Io potevo farlo. Intanto si spiegano Amiri, il direttore di gara, e Sami, quest'ultimo arrivato dal Mazzara nella finestra di mercati invernali. Praticamente Mazzara Calcio ha dovuto vendere quasi tutti, pochissime le conferme dopo il disastroso girone d'andata. Adesso si è rialzato Cardinale e il gioco riprenderà. È chiaro che per il momento la Parmonval deve stare in 10 uomini. Cercato De Luca da Maranzano,
Era giusta la sponda per Butera e per poco non riesce. Sta comunque alto il Partinico. Guardate la posizione di Viscuso che ha rotto la linea. Ancora Sami. Guadagnata rimessa laterale. Occhio a questa palla dentro l'area. Buona la sponda di Cariotto. Ancora un tentativo di cross da parte di Sami. E quindi ci deve andare a soffrire dentro l'area di rigore. Diciamo che il Partinico Audace, a parte le due situazioni di De Luca, una è entrata l'altra no, è riuscito a produrre molto poco. Tanto questo corner liberato da Miri, può provare al tiro rappa, no, la gioca al limite, apertura per Cardenale, va il 2, sacco in mezzo, risponde presente a Miri, resiste in trincea il Partinico. Cardinale la butta addosso a Maranzano. Cardinale pensa al cross, Guastella, centrocampista importante la Parmonval, conosce molto bene la categoria, che oggi è stato servito poco. Vediamo il corner, chiaramente il Partinico Audace ha grandi saltatori, lontana Longo, scardina, c'è Butera che è l'unico che può far ripartire l'azione, ma solo maglie biancazzurre nella gestione della sfera. Si torna a Tarantino che preferisce aprire il gioco da rappa, però Viscuso ha il tempo migliore, può servire De Luca, fa tutto da solo Viscuso e guadagna rimessa laterale. Non sapevi accurare, cosa inutile sei. Cosa inutile, non sapevi accurarla. Rimessa giocata da Viscuso a cercare De Luca, stavolta non si era mosso verso la palla il 9. Se ne occupa Maranzano, come al solito. Cercare De Luca. Butera si era quasi nascosto dietro il portiere. E quindi arriva il lancio preciso per Cariotto. E arrivano altre maglie biancazzurre. Filì fa un salvataggio provvidenziale e può far ripartire l'azione. Le squadre si sono allungate. Parte l'ex Castelbuono. Ancora Filì in verticale a cercare D'Amico. Ma è stato bravo Filì perché il lavoro più importante l'ha svolto senza palla, chiudendo l'iniziativa in ripartenza di Cariotto, che sicuramente era pericoloso da lì. L'ex Piana. Uno che accorcia. Lancio lungo verso Sami, chiude a Miri, Polizzi, occhio che ne ha due addosso. Filì ragiona, prova ad aprire e riparte la Parmonval. E poi Cascione la mette fuori senza rischiare nulla. Occhi aperti ragazzi. Dai Polizzi, dai Polizzi! Siamo al minuto 37 e 20. Occhio dietro! Palla giocata in mezzo da Mutolo, ma Amiri fa un buon lavoro, apre da Scardina, Scardina gliela lascia De Luca. Indicazione di mister Abbenante. Questo De Luca era partito sulla fascia Scardina. Si riparte comunque. La rimessa laterale, Viscuso a cercare De Luca. Chiuso. Poi il colpo di testa di Filì. Butera ha allargato il braccio. Mancuso e quindi calcio di punizione. In favore del Partinico Audace. Occhio che c'è un giallo verso l'allenatore della Parmonval, Mutolo. Tecnico che ha scritto la storia di questo club
con lui in panchina la Parmonval ha sfiorato anche la Serie D, quel famoso spareggio perso con la Fidelissandria costò la Serie D e ora viene anche espulso e quindi sì, no, sembrava in direzione di Mutola il rosso, invece nei confronti di un componente della panchina della Parmonval che adesso dovrà abbandonare il terreno di gioco e chiaramente dovrà farsi una lunga passeggiata prima di uscire. Sembrava diretto a Mutolo, il rosso e i due erano allineati. Questo c'è un po' confuso, quindi la Parmonval rimane col suo allenatore ma con un componente della panchina in meno. Continua a dire qualcosa al guardalinee. Ormai conta poco rispetto a questa punizione che batte Pulizzi. Cercato Filì sul filo del fuorigioco. La posizione del 6 è irregolare, ha provato uno schema, qui le Partinico Audace. La fa giocare il direttore di gara e allora Scardina, Butera, Longo non ci arriva e occhio alla ripartenza della Parmonval con Cardinale. Fa valere il fisico Pulizzi. Lo richiama forte il direttore di gara. È pure che ti ringialari a tagliare mani! Deficiente! Pronto Pure che ti ringialari! Rappa. Anche Sami sul punto di battuta. Si avvicina pure Cardinale all'imbarazzo della scelta della Parmonval. Alla fine va Sami a cercare un pallone, forse sarebbe anche uscito. Longo lo spazza, ma è buona per Butera. Protegge, d'esperienza come sempre. E poi Pulizzi quasi a memoria, serve Longo. Lascia proseguire il direttore di gara. Fa fallo Butera. Fermate il gioco. Entrata in ritardo dell'ex Mistretta. E quindi calcio di punizione. Butera che in questa categoria è sempre stato protagonista di grandissime stagioni. Quest'anno è iniziata la stagione a Cefalù, ma l'anno scorso ha raggiunto una salvezza incredibile col Mistretta che pochi si aspettavano. Ha provato il tiro dalla lunga distanza, in questo caso Butera, ma non è riuscita a inquadrare la porta. Lui che ha segnato un gol al debutto con la maglia del Partinico Audace, il suo quarto debutto con la casacca nero-verde contro l'Iccarense. Poi ne ha sfiorate di altre reti, in mente quella con l'Empedoclina e quella con la Giardinellese soprattutto. Tanto Viscuso trattiene bene tutti i suoi avversari, poi il lancio per De Luca che non arriva a destinazione, Rappa fa fuori la pressione di Scardina, poi si lascia cadere il capitano della Parmonval. Ha segnato calcio di punizione alla formazione biancazzurra. Minuto 43 sul cronometro, sicuramente ci sarà qualcosa da perdere perché le punizioni assegnate in questa partita sono tantissime. Prova a pressare De Luca a recuperare alto, lo aiuta anche Butera. Lancio chiuso bene da Miri, poi Pulizzi, via orizzontale, Maranzano prolunga, poi Butera. Il guardalinee ha fatto una giocata delle sue, cambiando direzione.
Diciamo che così non si faranno mai apprezzare dal pubblico. Maranzano a cercare qualcuno dentro l'area, poi Pulizzi la raccoglie al limite, ancora Pulizzi, sembrava fallo, la trattiene il 10, ma il direttore di gara interrompe l'azione, quindi Parmonval che batte ancora un calcio di punizione, battuto subito, può andare in avanti Cardinale, c'è Sami lungolinea, ancora Cardinale, Rappa, Occhio, Riccardo! Riccardo! anticipa bene Fili, gliela tira addosso a Mutolo e poi c'è fallo ai danni di Giorgio Pulizzi. Anche lui arrivato in questa finestra di mercato, terminata il mese scorso, e soprattutto autore di un gol bellissimo contro l'Iccarense. Distanza Gaspari! Amiri, ha provato la sventagliata Amiri, ma il direttore di gara non gliel'ha permesso. 4 minuti di recupero che sono sacrosanti per il tempo perso. Va diretto da Maranzano, la prolunga come può il 3, colpo di testa di Rappa, poi Mutolo, Cardinale, gestisce palla la Parmonval, Sami la palla uscita, rimessa laterale per il Partinica Audace con Maranzano incaricato alla battuta come tutte le rimesse della formazione neroverde. Cercato De Luca con i piedi sulla linea, quasi scambia con Maranzano, cross deviato, ma il direttore di gara dice che è rimessa dal fondo, sembrava esserci stata una deviazione e quindi doveva essere calcio d'angolo, ma non è dello stesso avviso l'arbitro della sezione di Marsala. Colpo di testa di D'Amico, Maranzano protegge, Cardinale, Sami lotta come un mastino Fili, poi Maranzano salta la prima pressione di Cardinale e c'è fallo ai danni del 3. Match è molto teso per quello che concerne la direzione arbitrale, non riescono ad accontentare nessuno i 3 che oggi conducono la partita. Fili, D'Amico pressato da Sami, ancora Fili, D'Amico sempre, va lungo da De Luca, aveva alzato la bandierina e guardalinee, infatti è fuori gioco. Lancio lungo del pacchetto arretrato biancazzurro, Fili quasi da terra, poi riprende posizione Pulizzi, non riesce a controllare nel migliore dei modi, adesso si alza D'Amico in pressione, gestisce ancora il pallone la Parmonval, commette fallo Angelo D'Amico. Sicuramente mister Abenante negli spogliatoi dovrà mettere un po' di situazione a posto per quanto concerne il Partinico, perché a livello di produzione offensiva si è visto veramente poco. La Parmonval ha vissuto interamente questo primo tempo nella metà campo nero-verde, pur non trovando chissà quali occasioni. Tanto palla facile per Cascione, che va giù e si prende il tempo necessario per rinviare. Cascione a cercare Maranzano, che ha preso una posizione molto alta, va a lottare e riesce a prolungare l'azione per Butera, che a sua volta protegge. Deve essere almeno rimessa laterale. Rimessa Parmonval.
Allontana Cardinale. Rappa. Bravo Fili. 2 volte. Poi Pulizzi va a pressare a tutto campo il 6. Ma gli viene fischiato fallo. Sono scaduti adesso i 4 di recupero. Quindi su questo rinvio dovrebbe essere finita la partita. Pulizzi. Fallo. Ha investito anche Longo il direttore di gara. E infatti arriva il duplice fischio che mette fine a questo primo tempo. Partinica Audace 1, Parmonval 0. Ma c'è molto da correggere in termini di produzione offensiva. Noi ci prendiamo una piccola pausa, quindi a tra poco. Il risultato pesante, però fa parte del gioco del calcio, i ragazzi devono crescere in fretta, abbiamo incontrato una grande squadra, c'è poco da dire, i ragazzi non si sono fatti trovare pronti, ma ripeto, questi ragazzi stanno facendo un campionato straordinario, un percorso straordinario, perciò non posso che essere soddisfatto. È normale, la sconfitta pesa, dobbiamo subito digerirla, non sarà facile digerirla perché comunque loro sono abituati a giocarsela diversamente, però fa parte del gioco, capitano queste giornate no, oggi è stata una giornata no, anche le molte assenze hanno inciso, ma ripeto, il gruppo è forte e coeso, deve continuare a lavorare, pazienza. Qui siamo tutti dopo lavoristi, perciò oggi hanno dovuto prendere giorni di lavoro, è stata una spesa importante per la società, però l'abbiamo vissuta serenamente, come anche un premio per il campionato che stiamo facendo, perciò niente, che devo dire, dobbiamo subito rimetterci al lavoro e pensare a condonare questo brutto risultato e pensare alla prossima. Il progetto nostro è la salvezza, siamo lì terzi, è ovvio che siamo lì, balliamo. Però ci sono corazzate importanti come Piana degli Albanesi, come Vittoria del nostro girone, Avola, insomma sono squadre attrezzate per vincere, di conseguenza noi siamo lì, è normale che giochiamo sempre, scendiamo in campo per giocarci la partita, per imporre il nostro gioco, delle volte ci riesce, delle volte un po' meno, però ce la giocheremo insomma fino alla fine, alla fine dell'anno tiriamo le linee. Ottime impressioni, tanti nuovi compagni con cui non avevo mai giocato e tanti invece vecchi amici che vengo a ritrovare con tantissimo piacere. Adesso invece parliamo un po' della partita, perché in un primo tempo forse non ottimale della tua squadra, un risultato di 0-3, poi però il tuo gol ha riaperto la gara. Ti chiedo quindi quanto è stato importante fare quel gol in quel momento e poi di commentarcelo. Sì, ti posso dire intanto che è stata una bellissima partita. Sapevamo che era un'ottima squadra, anche perché abbiamo chiuso il girone di andata in 4 come stesso punteggio, però per differenza reti diciamo che siamo noi sopra, però sapevamo la forza del Marsala e sapevamo che veniva a fare una grandissima partita, anche perché i punti parlano chiari. Poi pronti via subito 1-2, 3-0, però siamo stati bravi a riprenderla e essere soprattutto poi lucidi all'inizio del secondo tempo e a credere nelle nostre potenzialità. Nel secondo tempo cosa è successo? Perché è stata una squadra decisamente differente, negli spogliatoi forse tu, ma anche qualche altra figura di esperienza, avete detto qualcosa in particolare o frutto del caso? No, queste cose non vengono mai frutto del caso. Io penso che quando tu prepari le partite in settimana e vedi gli elementi che tu c'hai in squadra, basta semplicemente trovare quella scintilla, quel gol del 3-1 per far capire, di far tornare la calma e riprendere la partita in mano, perché sapevamo che anche se sono un'ottima squadra noi lo siamo anche ancora di più. Adesso questa è stata la 12ª giornata del campionato di Serie C2, ti chiedo, ci sono 3 squadre a quota 28, Figarazzi, Merlo e appunto lo Iato, invece Città di Marsala rimane a quota 25. Credi che magari questa squadra con questa sconfitta possa anche un po' allontanarsi dalle altre 3 oppure no? Allora ti dico di no, perché secondo me una squadra che oggi viene qui e impone il suo gioco
e si porta sul 3-0, però poi ovviamente grazie alla nostra bravura la ribaltiamo, non può mollare un campionato alla 12ª, anzi credo che poi in casa farà il suo dovere e magari farà dei punti che la rimetteranno sicuramente in gioco, perché dico 3 punti sono una gara, niente di che, poi quando ne hai altre 3 di sopra che si devono incontrare e inciampa qualcuno, ovviamente speriamo non noi, anche perché ci siamo ripromessi che saranno delle finali ogni partita, questa era l'11ª e andremo avanti su questo ritmo fin quando il campo ce lo permette. Adesso invece diamo uno sguardo alla prossima giornata, sfida contro il Città di Bisacquino, una trasferta. Come la preparerete e se conosci chiaramente gli avversari? Allora ti dico che non li conosco personalmente gli avversari, però ovviamente tramite il gruppo chiederemo le informazioni giuste che loro ci hanno giocato, vedremo un po' di studiare questa squadra, sempre perché c'è da migliorare settimana in settimana. Ovviamente noi prepareremo la nostra gara come sempre con massimo rispetto, anche perché abbiamo visto che ieri ha fatto un risultato fuori casa contro l'Aveco, quindi secondo me sono dei ragazzi in fiducia, saranno dentro casa. Il primo tempo è stato un primo tempo di grande pazienza, loro si difendevano molto bene, si chiudevano molto bene, dovevamo aspettare il momento giusto per poterli colpire. Abbiamo creato, però c'era anche un avversario che la classifica parla chiaro, aveva tutte le carte in regola per far bene, quindi la bravura è stata quella di attaccare e non subire contropiedi fatali, cosa che in precedenza abbiamo vissuto in altre partite, quindi già il primo tempo per me era molto soddisfacente, a parte che l'abbiamo chiuso in vantaggio. Poi nel secondo chiaramente abbiamo trovato più spazi, loro si sono allungati un attimino e abbiamo ragazzi che negli spazi larghi possono essere devastanti. E quindi il risultato poi ha preso corpo, ma la cosa che ha sottolineato Giuseppe, io confermo, era la impermeabilità difensiva, che è uno degli aspetti sui quali abbiamo lavorato durante tutto il girone di andata e che stiamo cercando di correggere con un dispositivo in campo diverso e anche con giocatori con caratteristiche diverse. Quest'oggi diversi volti nuovi in campo, come giudica i nuovi arrivi di questa campagna acquisti invernale? Giglio arriva, ma arriva in un contesto di portieri già molto valido. Io ero molto contento di tutto quello che era accaduto per quanto concerneva l'estremo difensore. Abbiamo perso Norf, è arrivato Giglio, ma il parco portieri per me è estremamente valido. Giglio ha l'esperienza, è anche un preparatore dei portieri, ha meritato in categorie superiori e quindi tutte queste cose hanno influito positivamente sulla sua prestazione. Giuseppe Di Dio è superfluo presentarlo, è un po' la storia del calcio a 5 a Palermo, ha giocato in categorie ben diverse, ha dato tanta esperienza, tanta umiltà, tanta professionalità in un contesto dove comunque questi aspetti già c'erano. E poi c'è stato il ragazzino Guglielmini che ha debuttato e spero anche in futuro che possa avere sempre un utilizzo maggiore, significa che cresce, quindi questo è quello che noi vogliamo dai nostri giovani. Mister, invece adesso parliamo un po' di statistiche, so che lei le cura molto attentamente e le dico subito che quest'oggi la sua formazione era la seconda peggiore difesa del campionato, ma oggi 5-0 il risultato, porta inviolata, quindi cosa è cambiato? È una cosa che sapevamo da tempo, noi abbiamo viaggiato con questa classifica, secondo miglior attacco e seconda peggior difesa in quasi tutto il girone di andata. Ha inciso anche la debacle che abbiamo patito ad Alcamo proprio contro il Bonifato, che è stata una partita disastrosa, ovviamente perché sono stati molto bravi anche loro, ed è stata la partita che ha cambiato un po' il campionato. Da quel momento sono venuti 6 risultati positivi e la vittoria ad Alcamo contro lo Sporting, però quella statistica è rimasta inalterata per tutto il girone di andata. Ripeto, ci stiamo lavorando cercando di coniugare come si sta in campo con le caratteristiche dei ragazzi, l'arrivo di Cutrona, di Diddio, e in relazione a quello che possiamo fare meglio a livello difensivo. Quindi abbiamo agito sia sugli uomini che arrivano e anche su alcune variazioni e alcune coperture difensive che durante il girone di andata non sempre ci sono state. Lei mi ha citato giustamente la gara di andata, 8-0 il risultato molto pesante. Qual è stata la differenza, forse se lei dovesse dirne una in particolare che oggi non c'è stata? Con tutto quello che avevamo col Bonifato, l'8-0 nasce dal fatto che non avevamo un solo difensore. Quel giorno avevamo soltanto giocatori con spiccate doti offensive che hanno beccato la giornata sbagliata e nel momento in cui dopo pochissimi minuti eravamo già con 3 gol sotto, la partita poi ha preso una piega che ovviamente
ci è servita ad abbassare un po' le ali e nel contempo ad avere l'umiltà che ci ha consentito poi di rimontare. Credo che la forza di questo gruppo, anche del rapporto che ho con il mio presidente, è nato proprio ad Alcamo. Là si poteva sfasciare tutto, oppure invece riboccarci le maniche e reagire, è quello che è accaduto. Invece adesso diamo uno sguardo alla prossima partita contro il Cus Palermo, come la preparerà e cosa si aspetta vista la squadra che affronterà. Queste sono partite che si preparano da sole, perché giochi con il Cus, è un derby molto sentito, giochiamo in un palazzetto bellissimo contro una squadra fatta da ottimi giocatori e quindi è normale che è una partita che si prepara con grande emozione, con grande concentrazione, con grande voglia, vogliamo andare lì e giocarcela, fermo restando che sappiamo che andiamo a incontrare una squadra estremamente dotata e con tanti giocatori di ottima categoria.
Tutto pronto per l'inizio di questo secondo tempo tra Partinica Audace e Parmonval. Risultato fermo sull'1-0, decide il gol nei primi minuti di Agostino De Luca, che ne ha sfiorato pure un altro, un colpo di testa. Poi da lì le opportunità da gol del Partinica Audace si sono un po' spente, la Parmonval ha preso metri, ha sicuramente gestito gran parte del possesso della sfida, solo un tiro di Carioto e poco altro, qualche uscita Cascione l'ha dovuta fare, ma di grandi e reali occasioni da gol la squadra di Mutolo non le ha create, e quindi possiamo dire che il risultato è meritato anche per la buona fase difensiva fatta da mister Abenante. È chiaro che il Partinica Audace ci ha abituato a ben altre prestazioni in termini di produzione offensiva, e quindi l'auspicio dei neroverdi è che cresca il numero di occasioni da gol. Entrambe le panchine hanno deciso di non effettuare sostituzioni, quindi i 22 che hanno iniziato il match proseguiranno in attesa di potenziali sostituzioni. Una a sinistra una destra, sfidano sempre la sinistra. No, fatta vedere. Faccio la piccina o cosa c'è qua? No, ma l'ha dato Sembra aver preso un'altra posizione Cardinale. Potrebbe pensare a un ruolo a centrocampo mister Muto per l'ex Casteldaccia, che infatti sembra aver lasciato la posizione di esterno destro. Fischietto in bocca per il direttore di gara. È iniziata adesso la ripresa di Partinica Audace Parmonval. Ricordiamo che si riparte dal risultato di 1-0. Pronto con lei, colpo di testa di Longo, Pulizzi, spazzato via il pallone da Di Maria. Viscuso cerca Cascione che può aprire il gioco da Fili, controlla Emanuele Fili, Maranzano prolunga l'azione, il Partinica Audace con il suo 3 e il suo numero 10, cercato De Luca, chiude Mancuso. La rimessa è della Parmonval, cercato Sami e servito, può andare per vie orizzontali, arriva in ritardissimo Angelo D'Amico, commette fallo l'ex Alcamo e quindi calcio di punizione in favore della Parmonval. Quindi la ripresa inizia falsariga di quanto ho visto nel primo tempo, quindi tante interruzioni, tanti falli, poco gioco e Parmonval in avanti. Chiama l'attenzione ai suoi compagni Viscuso. Sami prova questa giocata in mezzo, alza la bandierina nel guardalinee e quindi fuori gioco, calcio di punizione in favore del Partinica Audace, che già riparte l'azione. Fili, Butera prova a prendere questa palla, poi Maranzano, ancora Butera a lavorare in pressione, si prende anche fallo il numero 11 nero-verde. Pulizzi torna a faccersi in avanti il Partinica Audace.
per la prima volta in questo secondo tempo. Ho cercato Scardina, si è reso protagonista di un gol contro la Giardinallese. Oggi è stato servito poco dai compagni. Non è un match facile per gli attaccanti neroverdi. Viscuso lancia, ma Butera era in fuorigioco, adesso è rientrato. De Luca aggredisce altissimo Tarantino e allora Polizzi c'ha spazio, colpisce di testa, Rappa lo disturba e allora la Parma va direttamente da Sami. Filì continua a vincere duelli. Butera insiste, allarga, prova a ripartire, il due biancazzurro, ma Butera ha protetto bene col fisico e poi c'è un fallo ai danni di Maranzano. Arriva anche il primo giallo della partita per Mutolo, anche per la Parmonvol, dopo l'ammonizione ai danni di Longo a inizio partita. Intanto si muove qualcosa nella panchina ospite. Gioca profondo, Longo, buona, Maranzano dentro per D'Amico e arriva il raddoppio del Partinico Audace con Angelo D'Amico, la zampata vincente. Dopo quello all'Empedoclina segna ancora Angelo D'Amico e sono 3 in campionato. Ha funzionato lo schema su punizione, assist di Maranzano, gol di D'Amico e 2-0 Partinico Audace. Un gol a inizio primo tempo e un gol a inizio secondo tempo per il Partinico Audace, che oggi si dimostra cinico come non mai. Quello che crea segna. Butera recupera palla, De Luca riparte, fischiato fallo, molto generoso questo fischio del direttore di gara. Lancio per Colley, sicuramente la Parmonval non si darà per vinta e allora Miri bada al sodo e mette il pallone fuori. Rimessa per la Parmonval. Calcio d'angolo, sembrava rimessa, invece si andrà la bandierina. Cercato Colle sul secondo palo, qui Filì ha rischiato tanto, ma Miri o Filì, uno dei due. Si gioca Partinico Audace, prova a ripartire dal basso. Maranzano ha visto il movimento di Butera, può andare a puntare la porta, vince anche il duello, ma la palla esce. Rimessa laterale per la Parmonval. Chiama l'aggressione alta, Abbenante ai suoi. Ha messo il pallone fuori, Pulizzi. De Luca va a dare una mano D'Amico, Pulizzi, risale il campo, messo giù, non fischia niente il direttore di gara, allora si gioca scivolata di Filì, Maranzano, fallo da dietro ai danni del 3 e quindi calcio di punizione. Amiri, Viscuso, avanza, apre il gioco con l'esterno, servito Maranzano che controlla bene col petto, prova a dialogare con De Luca, il tacco del 9 che quasi riesce, poi la pressione di Pulizzi. Occhio a questo cross a tagliare, a cercare Scardina, è stato bravo Pulizzi, non la tiene in campo Cardinale, quindi rimessa laterale per il Partinico Audace. Batte, vediamo chi se la prende. Viscuso, stavolta Maranzano non ha cambiato fascia.
Vediamo se andrà a lungo, ma Butera vuole la palla sul petto, cercato invece nello spazio longo, strattonato, ma è chiaro che non ci può essere fallo. Nel frattempo inizia il riscaldamento di Cusumano in panchina. Parmonval che viene da un successo importante, 6-2 contro il Casteltermini. Proprio Carioto mette il pallone fuori e guadagna rimessa laterale grazie alla deviazione su Scardina. 9 della Parmonval che si è presentato bene nuovamente alla squadra azzurra. 6 gol, di cui 4 nell'ultimo turno di campionato. Sicuramente giocatore da attenzionare della squadra di Mutolo, che presenta un tandem offensivo che è un lusso per la categoria, che è composto dall'ex Piana e da Sami Elam Rawi. Adesso lui e Cardinale vanno in pressione forte su Viscuso. Mandato a scaldare anche Panzeri, che nell'ultimo turno è stato in panchina e non ha giocato, non stava benissimo fisicamente. Tanto verticalizzazione di Rappa, palla che esce. Vince 5-2, io convinto. Viscuso con lei, anticipa De Luca, il colpo di testa Cardinale, D'Amico, Rappa, va in pressione Pulizzi, la riconquista. Poi ancora Maranzani, scivolata a dare una mano prolungata, l'azione per Butera. Piero, questa squadra nostra per me, facesse figura per l'eccellenza. Butera protegge, lotta ancora Butera, deve fare un po' di sacrifici l'11, Cardinale guadagna punizione. Adesso sventolato un cartellino giallo. Più di un cartellino anche per Tarantino. Adesso confronto abbastanza acceso anche tra Tarantino e un suo compagno. Tarantino ce l'ha con un suo compagno e con Butera, a quanto pare. Sei poco serio! In porta vai! Vai in porta! Vediamo se adesso il gioco può riprendere. Grande anticipo da parte di Fili, che continua a fare la sua signora partita. Si lotta sulla linea laterale di sacrificio D'Amico. Adesso si è abbassato il partinico su questa rimessa della Parmonval, allontana l'autore del gol del 2-0, preziosissimo. Con lei alza un campanile Amiri, libera come può, poi arriva questo tiro deviato da D'Amico, che in zona gol e in fase difensiva continua a dare una grossa mano. Sami va la battuta, la palla fine
viene messa fuori, allargato il gioco per Maranzano che cerca Longo nello spazio, avanza Longo, fa forse il tocco sbagliato, ma la pressione del Partinico Audace prosegue. Tarantino infatti rinvia a lungo, D'Amico anticipa Cariotto e mette la palla fuori. Con lei Rappa, pressione di Pulizzi su Mutolo, apre il gioco Lotto, servito dall'altra parte. Gioca la Parmonval. La fa sua Cascione. C'era Sami Lamraoui. Si prende il suo tempo l'ex portiere di Castelbuono e Aspra. Il rinvio lunghissimo a cercare Butera. La Parmonval allontana, Maranzano riconquista, dialogo fluido tra lui e Pulizzi, poi commette fallo Filì e quindi calcio di punizione in favore della Parmonval. Parmonval che prima di questa partita era al quarto posto in classifica. La situazione in zona playoff è molto intasata, sono tantissime le squadre che ambiscono in un posto al sole di questo campionato per cercare di prolungarlo e chissà sognare qualcosa di grande. Occhio alla palla del gol della Parmonval, ma viene annullato, fuori gioco, ha alzato la bandierina, non l'aveva trattenuta Cascione, era arrivato Sami che non aveva sbagliato e quindi dal potenziale 2-1 si resta sul 2-0 e arriva il giallo per il capitano della Parmonval, Rappa, che forse ha esagerato con le proteste. Tanto cambio in casa Parmonval, uscito Mancuso. Cambio offensivo perché entra Messina. Poi per il Partinico Audace cambio che si ripete, esce Butera ed entra Cusumano. Tanto le soluzioni offensive ci sono e quindi Cusumano si mette sul binario di destra e Scardina si alza al fianco di De Luca. Era andata a saltare proprio il set, adesso prova a ripartire la Parmonval. Cariotto ha provato a prolungare l'azione ma Viscusa ha chiuso. Longo recupera palla, c'è uno spazio, lui è Pulizzi, avanza Longo, ancora Lotto, c'è il 10 che si propone sulla sinistra, avanza l'ex Real Suttano, altro dribbling, può andare in mezzo, Scardina si gira e calcia! 3-0! Il tris del Partinico Audace, secondo gol consecutivo dell'Under d'Oro di questo Partinico Audace, ma soprattutto il tris della formazione nero-verde sulla Parmonval. Un match che si sta rivelando incredibilmente nero-verde e la Parmonval, dopo aver sfiorato il 2-1, comincia a vedere buio, poi viene ammonito un giocatore della Juniores, un componente della panchina del Partinico Audace. Adesso si mette male per la squadra di Mutolo. Quello che conta.
del Partinica Audace è avanti di 3 gol. Altro recupero di Longo, Cusumano che è appena entrato vuole battagliare. Poi Sami viene dentro al campo. Altro fallo fischiato a Fili che si mette le mani in faccia. Quindi calcio di punizione al limite per la Parma. Occhio perché il direttore di gara sembra avere un cartellino in mano. Sì, e sarà l'indirizzo di... Si capisce, forse si sta ammonito Filì, non si sa. Si riparte comunque da calcio di punizione, questo è sicuro. Siamo al minuto 64 sul cronometro. Sul punto di battuta Sami El Amraoui, numero 20 della Parmonval, preso dal Mazzara. Va col mancino, la leva dall'incrocio Caccione e fa un grande intervento blindando la porta, conservando il 3-0. Rappa va in mezzo, colpo di testa, allontana Amiri che ha preso una botta al fianco, poi la mette fuori Longo. Chiamata adesso l'attenzione del direttore di gara della sezione di Marsala. E quindi chiamato l'intervento di un componente dello staff medico anche della Parmonval, quindi vediamo se le condizioni dei giocatori migliorano. Entrambi si sono rialzati, tanto la Parmonval è pronta a effettuare un'altra sostituzione. Pronto l'ingresso di Aprile? C'è da capire al posto di chi. Uscito Mutolo, è entrato Aprile. Queste partite vincute prima di Uballo che ne vince. Magari è tutto lo scrotto. Rimessa laterale e palla restituita al Partinica Audace, fair play da parte della Parmonval. E quindi si ritorna a giocare con Cusumano, Longo non la riesce a tenere in campo, il 16 che dà una bella occhiata a Colley per la spallata. Poi c'erano 3 giocatori del partito su questa palla ma nessuno l'ha presa. Viscuso fa una grande chiusura su Messina. Ancora Colley, Scardina, D'Amico, il lancio a cercare De Luca,
poco coinvolto nella manovra del Partinico Audace. Ancora Viscuso che spazza, De Luca era completamente da tutt'altra parte. Cariotto apre il gioco, c'è Sami a ricevere. Maranzano protegge, poi ancora un cross a cercare, dall'altra parte Cariotto, Partinico Audace libera, De Luca prova a dare una mano e Parma Valle che insiste con questo cross, allontana Miri, Maranzano rinvia, De Luca mette giù, cercare subito in verticale Scardina, Tarantino allontana. Fallo ai danni di D'Amico. Continua ad intensificare il riscaldamento Panzeri. Richiesto ancora una volta l'intervento della panchina nero-verde. Questo secondo tempo si è giocato pochissimo, tanti interventi, tante interruzioni. Viene accompagnato fuori Angelo D'Amico. Vediamo se riuscirà a rientrare. Nel frattempo Panzeri si scalda, vedremo se sarà lui a prendere il suo posto. È chiaro che per caratteristiche Partinico Audace si sbilancerebbe ancora di più, ma almeno per adesso il risultato sembra archiviato, ma nel calcio mai dire mai. Nel frattempo D'Amico sembra pronto a rientrare, si aspetta solo l'ok del direttore di gara. Nel frattempo resiste in 10 uomini la formazione di Abenante. A 19 dalla fine più recupero. Messina lavora di sponda, avanza col possesso la Parmonval, arriva Colley sulla corsia mancina, va al cross il 3 a cercare Cardinale, Cusumano ripulisce l'azione, contropiede, condotto da Longo, si muove De Luca, parte in posizione regolare e allora avanza Agostino De Luca al cross in mezzo a cercare Scardina, la palla arriva a Cusumano che sembrava per un attimo aver cercato la porta, la trova Longo ma la blocca Tarantino. Adesso le squadre si sono un po' allungate, si deve ricompattare il Partinico Audace mentre Colley va per vie orizzontali, la recupera Pulizzi e poi D'Amico gliela tira addosso all'avversario, mette palla a terra il 3 ex Mazzara, poi Rappa a cercare Cariotto, Pulizzi prova ad andare, guadagna, intelligentemente rimessa laterale. Colpo di testa di Messina ad aprire, a cercare Cariotto che la tiene in campo, ancora Cariotto va, Maranzano deve cercare di chiuderlo, il 9 va in grande stile, poi contatto dal limite,
non falloso per il direttore di gara, quindi si salva il Partinico Audace, ma è comunque rimessa in zona d'attacco per la squadra ospite che continua a stare nella metà campo nero-verde, cercare di accorciare le distanze. È chiaro che il divario numerico è ampio, ma continuano ad insistere i ragazzi di Mutolo. Palla giocata in mezzo da Messina, ma sul fondo. A destra portiere! A destra! Va lungo Cascione a cercare Scardina, colpo di testa all'indietro, Colley alza un campanile, poi Cusumano. La prossima volta falla sbattere, la fai da fuori. 3-0 faceva. Non è giusto. Amiri, bravo, anche Viscuso, sempre il 2 che se ne va in Veronica, il tocco di Pulizzi, accelera Viscuso che poi col destro trova Longo, Colley chiude la festa del Partinico Audace che si sta accendendo. Vedete giocare lo scalone su vecchio, non vado noi. Cusumano, Longo, perdono tempo i due ragazzi nero-verdi, allora c'è da chiudere questa azione. Viscuso allarga ancora il gioco per Longo, c'è De Luca al secondo palo, Longo l'ha visto, è difficile questa palla per il classe 90, ma lui protegge, poi ancora un tacco, cercare Scardina, la palla esce e sembra essere arrivato il momento di Panzeri. Nel frattempo Filì amministra questo pallone per Cascione, tocco forse scomodo per il piede di Cascione che è costretto poi a mettere il pallone fuori. Vedremo se il cambio arriverà alla prossima interruzione. D'Amico prolunga di testa, il contropiede di Scardina a cercare De Luca che viene fermato dalla Rizza, poi l'apertura di Rappa per Colley, la pressione forte di Cusumano, sempre Parmonval sull'esterno per Colley, cross ribattuto da Cusumano, insiste con questa manovra un po' sterile la Parmonval. Long recupera palla, prova un dribbling, difesa alta della squadra di Mutolo, difende con un blocco basso il Partinico Audace, zona tiro per Cariotò, Pulizzi lo va a chiudere, nel frattempo Longo si è casciato a terra. Pronto un cambio, entrerà Panzeri, ma Longo a terra e quindi mister Aberrante dovrà valutare chi far uscire. Si chiama l'arbitro, segnalini. Adesso il direttore di gara va a accertarsi le condizioni di Daniel Longo, che anche prima che il gioco venisse interrotto si era accasciato a terra, quindi è possibile che il cambio sia per Panzeri. Nel frattempo si è messo a terra anche Cardinale, Cascione si è avvicinato anche al suo ex compagno, i due hanno condiviso l'esperienza di Casteldaccio in questi primi mesi, quindi è il sostituto di Longo e Panzeri che dopo una partita di stop rientra in campo con tutta la voglia di tornare a recitare un ruolo di protagonista. Centrocampista sicuramente importante per questa squadra.
Ancora problemi anche per Cardinale, che infatti viene accompagnato fuori. Oggi è sembrata bene e questa squadra partita dall'inizio questo programma metto in sfida il Felice in queste 18 cause tutte 99. Adesso anche la Parmonval deve effettuare un cambio. Sostituzione effettuata che in casa Parmonval con l'ingresso in campo di Lopez. Si va a mettere nel ruolo di quinto. E intanto segnaliamo che che Salvatore Scrozzo è tornato a scaldarsi dopo tantissimo tempo che non gioca a causa di una squalifica. Mister Abenante, che ha condiviso con lui grandi esperienze, potrebbe concedergli del minutaggio. Intanto il Partinico Audace vuole il quarto gol e il tiro di Scardina, voleva la palla De Luca. Sarebbe sicuramente una bella notizia rivederlo in campo. Si sacrifica Panzeri e chiude. Colpo di testa di Colley. D'Amico e Viscuso liberano in stile Oli e Benji. Maranzano, ancora il 3, si prende il calcio di punizione e arriva il cartellino giallo per Sami El Amraoui. E arriva anche il cartellino rosso per il capitano della Parmonval. E quindi in 10 uomini resta la Parmonval. Devo capire se il cartellino rosso è stato estratto a Rappa o a Lamraoui. Rappa continua a mettersi in mezzo al campo e quindi confermiamo che il rosso è stato dato a Sami El Amraoui, che si sta indirizzando verso la porta d'uscita. Secondo cartellino rosso ai danni della Parmonval dopo quello nel primo tempo ad un componente della panchina, adesso anche per un giocatore in campo, quindi si mette sempre peggio per la formazione ospite, che resta anche in 10 uomini. Il gioco riprende. De Luca, D'Amico, cercato Pulizzi, che adesso ha alzato sforaggio d'azione dopo l'uscita di Longo. Si è messo a centrocampo. Panzeri che protegge bene. Cusumano, ancora Panzeri, il tocco che gli permette di avanzare. Guadagna, rimessa laterale il Partinico Audace. È entrato bene l'ex Cittadella. Intensifica il riscaldamento Totò Scrozzo, una leggenda del Partinico Audace. Che ha ancora la forza di giocare dopo i 40 anni. Tanto arriva De Luca, anticipa Tarantino, perde il passo ma la mette in mezzo. Ci ha creduto l'ex Marineo e meritatamente si è creato l'opportunità di fare il raddoppio, ma si dovrà accontentare il calcio d'angolo. Lavora alla perfezione adesso il reparto offensivo. Tanto sembra essere pronto ad entrare Drago, quindi qualcosa a centrocampo verrà cambiata. Potrebbe sostituire D'Amico per dare più geometria a centrocampo, consolidare il possesso in questo finale di partita. Potrebbe essere questa l'idea di mister Abenante. Tanto ha cercato Scardina, chiuso. Tentativo nero-verde, mentre D'Amico fa un altro recupero palla. Poi Scardina a cercare De Luca, servito! Pescato in fuorigioco
Adesso riparte la Parmonval con Colley, deve chiudere Cusumano, ancora Alexio Mazzara, ci sta uomo, molto bene il numero 16 che da subentrato sta facendo grandissime cose. Assist per lui contro la Giardinellese a De Luca ha calciato, ha preso il palo e poi Scardina ha fatto il resto e ha chiuso i 3 punti per il Partinica Audace. Siamo arrivati al minuto 83 e Cascione è pronto al rinvio dal fondo, mentre Scrozzo si sta levando la tuta, quindi a breve una leggenda di questo club tornerà in campo dopo una squalifica lunga 9 mesi. Lancio lungo, poi Maranzano mette giù, Pulizzi con brillantezza, è sempre il solito spirito propositivo, viene chiuso da Colley, sembra essere stanco il 10. Rappa, sono in 10 uomini per la Parma, non è facile consolidare il possesso. Starà Benante, non smette di dare indicazioni ai suoi e l'altra ripartenza con Scardina che può andare in pressione. De Luca va forte su Tarantino, in difficoltà il numero 1 della Parmonval. De Luca non lo molla, alla fine il portiere ospite si salva. Pronto il doppio cambio. Cusumano per vie orizzontali va da Pulizzi. Maranzano Fili Amiri Fili Pulizzi Maranzano Fili servito Scardina Pulizzi avanza, cercato Da Luca, servito dopo un rimpallo, ancora il 9 che protegge, vuole prendersi il fallo alla fine, ottiene la rimessa laterale, ma prima segnaliamo la doppia sostituzione e a parte l'ingresso di Drago c'è da mettere il punto esclamativo sul ritorno nel calcio giocato di Salvatore Scrozzo, che è da 9 mesi che non gioca per una squalifica. Giocatore eterno che ha fatto anche la Serie C. Lui e mister Abenante hanno giocato insieme a Marsala, tra le altre cose, in Serie D. Nel frattempo Drago ha preso il posto di Scardina. Adesso vediamo chi lascia il posto a Scrozzo ed è Maranzano che si va a prendere subito questa rimessa laterale. È sicuramente una bellissima notizia per il Partinica Audace. Subito a cercare De Luca, tocco di ritorno per Scrozzo, scambi veloci, ancora De Luca, posizione regolare, almeno sembra così, poi mette subito esperienza, va fuori un avversario, lo mette pure a sedere, va al cross, adesso ci si diverte sulle tribune del Favazza. Intanto qui rischia qualcosa Cascione, Amiri, Viscuso gliela tira addosso e si prende rimessa laterale. Cercato Panzeri. Cusumano, cercato Drago. Panzeri.
Allarga il gioco Cariotto con lei. Chiuso da Viscuso e Cusumano. La ripartenza di quest'ultimo che viene interrotta dal 3 della Parmonval che commette fallo. Gioco allargato da Pulizzi. Gioco allargato da Scrozzo che controlla. Tocca all'indietro. Poi D'Amico. Gioco allargato. La vuole De Luca. Bravissimo a farla scorrere per Viscuso. E adesso il 2 deve ricambiare il favore. Ci voleva un passaggio migliore. Più verso l'area di rigore che ad uscire. I due si sono subito chiariti. E allora Scrozzo sfreccia sulla fascia. Nonostante tutto, nonostante l'età, guadagna rimessa laterale. Si avvicina il 90esimo e il Partinica Audace ha l'opportunità di andare alla bandierina. Schema e cross sul primo palo, arriva direttamente in porta la giocata di Panzeri. E occhio a questa ripartenza in campo aperto di Messina che va a sfidare nell'1 contro 1 Filì. Chiude Cusumano, torna Viscuso e la mette fuori. Solidissimo questo Partinica Audace oggi, che ha messo poco e nulla in difficoltà il suo portiere Cascione. Pulizzi, Scrozzo, gioca a memoria di prima sempre, con giocate propositive. L'ex Marsala e Alcamo, per citare i tempi recenti. Intanto è pronta un'altra sostituzione, ma prima il recupero palla di Drago che fa fuori la pressione di Colley. Si prende fallo, ma l'azione prosegue con Cusumano. C'è De Luca largo, riceve Lexenna. Avanza De Luca, prova a saltare l'uomo, guadagna calcio d'angolo e quindi altra opportunità alla bandierina. Ma prima un cambio. E sarà l'ora del debutto di Marino, giocatore della Juniores, che mister Benante vuole lanciare. Esce Pulizzi. Quindi entra Marino, giovane sicuramente interessante, la Juniores. Sarà Benante, lo inserisce nel reparto davanti per questi minuti di recupero. Pronto Drago, va il cross sul primo palo, subito impressione forte. Marino di personalità a cercare di prendersi questo pallone. Il rinvio di Tarantino, l'amico non ci arriva, aggancia Messina, chiude Viscuso, palla fuori. Pronto a battere questa rimessa laterale Lopez. Viscuso si prende d'esperienza questo fallo. Scrozzo va in verticale, Pulizzi, ancora Scrozzo, D'Amico, tanto prende campo Scrozzo, vediamo se riesce a tenerla in campo. No, ma era salito tanto, alza la pressione il Partinica Audace. Mister Benante non molla nulla.
Parmombal ma gestisce solo la sfera. Cusumano arriva come un treno a chiudere il recupero di Drago. Salta un avversario e poi altro fallo di Colle ai danni di Drago, che è uno dei lieti rientri a Partinico, un giocatore che per un anno e mezzo è stato fermo, brutti infortuni, ma grandissima qualità il numero 13. Ce ne accorgiamo che se non ha più il passo di un tempo, piano piano lo riprenderà, ma sicuramente doti tecniche di rilievo. Infatti batte lui questa punizione. Non si andrà al cross perché non c'è nessuno dentro l'area, quindi si affida al giro palla il Partinico Audace. Con Fili, Scrozzo. Fili si propone sulla corsia mancina. Scrozzo pensa al cross, a cercare De Luca e il cross è preciso e De Luca aveva fatto gol. Sarebbe stato un rientro con i fiocchi per Scrozzo, sarebbe stato assist per De Luca. Peccato. Colpo di testa di Cusumano, Marino libero, apre da Drago, sta facendo impazzire Colley. Terzo fallo nel giro di pochi secondi. Cusumano, De Luca che ormai fa l'esterno quasi. Non c'è nessuno dentro l'area, allarga da Viscuso. Ancora Carmelo Viscuso entra dentro l'area, incontenibile in mezzo. Palla liberata, recupero alto di Panzeri, De Luca. Insiste De Luca ancora. E la mette anche in mezzo. L'autore del gol dell'1-0. Arriva Scrozzo dall'altra parte, ma non ci è arrivato. E poi brutto calcio di Carioto che viene espulso. È stata una bruttissima scena che rovina una partita tranquilla. A palla lontana è arrivato il calcione ai danni di D'Amico, ma su questa situazione arriva il triplice fischio. 3-0 Partinico Audace. È situazione che si innervosisce, quindi noi vi salutiamo e vi ringraziamo per essere stati con noi in questi 94 minuti di gioco. Alla prossima.